Grazie a tutti voi, buon pomeriggio, grazie Emilio, ai colleghi della segreteria per questa, diciamo, rapida riunione che, come ricordava Emilio, segue l'incontro del Comitato Esecutivo Confederale che abbiamo fatto venerdì pomeriggio, serata, e che a sua volta era collegato ad un precedente comitato esecutivo svolto il 17 di ottobre per affrontare e discutere i contenuti della nuova legge di bilancio. Il 17 di ottobre, per forza di cose, non avendo ancora il testo ufficiale della legge di stabilità, ci eravamo soffermati su alcune anticipazioni che ci arrivavano dalla conferenza stampa che aveva fatto il ministro dell'economia e da comunicati ufficiali che erano usciti da Palazzo Chigi. In questi giorni abbiamo ricevuto, il testo ufficiale della legge di stabilità, già controfirmato dal Presidente della Repubblica, mandato alla Camera dei Deputati. Da lì comincerà, l'iter di discussione parlamentare e quindi siamo oggi nella condizione di avere, non solo anticipazioni, ma misure e provvedimenti ufficiali. L'occasione è anche propizia di stare con voi oggi pomeriggio per comunicarvi che ieri sera ci è arrivata ufficialmente da Palazzo Chigi la convocazione per incontrare il governo lunedì 4 novembre alle 15:30 per un confronto sempre sui contenuti della legge di stabilità. Però prima di entrare nel merito, fatemi esprimere sentimenti rinnovati di gratitudine a tutti voi e per il vostro tramite alle strutture territoriali, ai nostri capilega, ai militanti, ai volontari per l'importante lavoro di rappresentanza che fate ad ogni livello quotidianamente, dalle leghe alle realtà territoriali, regionali, sino a livello nazionale, per difendere, per far progredire diritti e tutele di milioni e milioni di anziani pensionati. Pensiamo come CISL che la vostra capacità di presenza sul territorio, nelle comunità locali, la vostra capacità di ascolto è una forza straordinaria su cui contiamo per continuare, a fare la differenza in questo panorama sociale. Attraverso la FNP gli anziani ricevono quotidianamente contrattazione sociale, capacità alta di stare dentro le dinamiche del nostro stato sociale, di orientare anche le politiche delle nostre comunità locali, dei territori, della dimensione regionale. È un lavoro, il vostro, pregno di grande valore sia nella dimensione politica, sociale, sindacale, sia negli aspetti collegati anche alla dimensione organizzativa, per l'importante anche sinergia che voi assicurate quotidianamente con le nostre federazioni, con i nostri enti, con le associazioni di servizi, per costruire sempre più, progettualità, visione responsabile, riformista e competente. E questa competenza, che è unita al merito
al patrimonio di valori e a questa predisposizione alta che abbiamo come CISL di sostenere sempre attraverso il dialogo e il confronto relazioni con le nostre controparti, che ci rende una grande confederazione e che dà forza e dà visione alla nostra azione sindacale. È proprio questa impostazione autenticamente cislina che ci ha animati in questi lunghi mesi che abbiamo alle nostre spalle nell'esercitare una forte pressione sociale sul governo, sia nei momenti di confronto ufficiale, ma sia nei momenti anche legati all'informalità dei rapporti, alla capacità di sviluppare relazioni sia con Palazzo Chigi sia con i diversi ministeri, e oggi vediamo una legge di bilancio, fatemelo dire, che per la gran parte sembra scritta proprio a partire dalle nostre priorità che abbiamo avanzato in questi mesi, soprattutto dal mese di aprile, maggio sino ad oggi. Perché l'abbiamo fatto da quella data? Perché non vi sfuggirà che proprio nel mese di aprile-maggio di quest'anno noi avevamo i primi segnali di quello che sarebbe stato il portato del nuovo patto di stabilità europeo, che imponeva ai Paesi membri vincoli e misure di rigidità dei propri bilanci, soprattutto rivolto, diceva il patto di stabilità, a quei paesi che hanno un alto debito pubblico, come l'Italia. Voi sapete che noi sfioriamo quasi i 3.000 miliardi di debito pubblico e che hanno un alto rapporto tra deficit-PIL, operazione che col nuovo patto di stabilità noi dobbiamo saper governare e ridurre per rientrare nei parametri indicati dalla Commissione europea. L'operazione che viene avanti col nuovo patto di stabilità è un'operazione molto pesante per i conti pubblici. Basti pensare che noi dal prossimo anno, dal 2025, e per 7 anni noi dobbiamo fare operazioni di correzione della politica finanziaria pari a 12-13 miliardi di euro l'anno. Eravamo molto preoccupati, Emilio se lo ricorderà, nelle riunioni di comitato esecutivo di quei mesi, di quella fase, perché tutti ci chiedevamo se questi sono i nuovi vincoli imposti dal nuovo patto di stabilità, se questi sono i parametri di correzione del bilancio dello Stato italiano, se queste sono le misure a cui dovremo far fronte, cosa sarà la prossima legge di stabilità. Non so quanti si ricordano, ma uno dei primi effetti, una delle prime valutazioni che si facevano anche in ambienti di governo alla luce di questi vincoli del patto di stabilità nel mese di maggio-giugno era quella di una, fatica, per esempio, a confermare o a dare certezze sulla proroga del taglio del cuneo contributivo per il 2025, misura che da sola costa circa 11 miliardi. È la ragione per la quale noi ci siamo messi a lavorare nel rapporto con il governo per cominciare a declinare quelle che erano e sono, le nostre priorità, per evitare che la legge di stabilità non tenesse conto delle esigenze di sostenere i redditi di lavoratori, pensionati, famiglie, in una parola, in modo particolare delle persone che noi rappresentiamo. Pensiamo che quel lavoro che abbiamo iniziato come CISL in solitaria
dal mese di giugno-luglio oggi può essere letto come un importante impegno che ci consente di salutare con soddisfazione alcune misure che vi richiamo e che vanno nella direzione della nostra piattaforma, delle nostre proposte, della nostra impostazione. Per prima cosa fatemi dire che questo, schema, questo disegno di legge bilancio per il 2025 vale 30 miliardi di euro. Nei piani pluriennali i 30 miliardi del 2025 dovrebbero diventare 35 miliardi con la prossima manovra di bilancio 2026 e 40 miliardi per il 2027. Ma fermiamoci, all'attuale legge di stabilità. Dicevo 30 miliardi vale la finanziaria. Si arriva ai 30 miliardi attraverso 9 miliardi di incremento del deficit, che è l'unico margine massimo di flessibilità che ci dà il nuovo patto di stabilità. 7,7 miliardi arrivano tramite razionalizzazioni chieste a tutti i ministeri. La restante parte di entrate arriva da entrate tributarie, da entrate fiscali, che in misura molto molto importante si sono alzati in questi ultimi mesi, in modo particolare del 2024, conseguenza dell'aumento dell'occupazione che si sta registrando nel nostro paese, ma anche entrate tributarie che si sono alzate per effetto dei rinnovi contrattuali. Noi dal mese di gennaio ad oggi abbiamo rinnovato una quantità importante di contratti nel settore privato per milioni e milioni di persone. Il combinato disposto dell'aumento dell'occupazione, delle entrate fiscali collegate ai rinnovi contrattuali e le altre due misure che vi richiamavo, deficit e razionalizzazione dei ministeri, danno alla presente legge di stabilità una cornice complessiva di 30 miliardi. È una legge di stabilità che anche gli analisti, le stesse agenzie di rating a livello internazionale considerano orientata alla prudenza e alla responsabilità. Prudenza e responsabilità perché da una parte la legge di stabilità non aumenta le tasse, dall'altra cerca di tenere faticosamente i conti pubblici in ordine. Dei 30 miliardi cominciamo con il dire che oltre la metà di queste risorse sono orientate sul fronte del sostegno ai redditi da lavoro dipendente. Perché? Perché c'è, come noi sollecitavamo già da un anno fa, c'è la scelta del governo di rendere permanente, strutturale e anche ampliare il taglio del cuneo contributivo fiscale, che ripeto diventa strutturale e viene alzato dai 35.000 euro a 40.000 euro. È una misura questa che, consente di assicurare benefici di natura contributiva e fiscale
a lavoratrici e lavoratori la platea si è allargata rispetto a un anno fa. Ricordate che un anno fa il taglio del cuneo contributivo si rivolgeva ad un massimo di 13 milioni di lavoratrici e di lavoratori. Col fatto che si è allargata la platea e si è alzato il reddito da 35 a 40.000, quest'anno i beneficiari saranno 14 milioni e 300.000 persone, nuclei familiari, che avranno un introito aggiuntivo medio sino a 1.200 euro l'anno. Un sostegno questo che noi lo consideriamo importante, fondamentale, e ci dà soddisfazione il fatto, per esempio, che altri colleghi di altre sigle sindacali, che sino a poco tempo fa consideravano una sorta di piatto di lenticchie questo taglio del cuneo contributivo, oggi riconoscono sia una misura importante per sostenere salari, stipendi, retribuzioni, difendendoli in parte nel loro potere di acquisto. Perché, fatemi dire, è una misura tanto cara alla CISL, questa del cuneo contributivo? Perché è un'operazione che noi avviammo col governo Draghi nel 2021. Questa operazione del cuneo contributivo parte col governo Draghi, legge di stabilità 2022, quando si negoziò e si contrattò con Draghi un primo taglio del cuneo contributivo dello 0,80%, legge di stabilità 2022, con un decreto ristori a fine luglio del 2022 aggiungemmo allo 0,80, sempre governo Draghi, un punto e 20 ulteriore di taglio che lo portò a 2 punti, e poi nel 2023 con il governo Meloni, se vi ricordate, un decreto proprio alla vigilia del 1° maggio portò i 2 punti di taglio a 6 punti di taglio per i redditi sino a 25.000 euro, a 7 punti di taglio per i redditi sino a 25.000 euro e a 6 punti per i redditi sino a 35.000 euro. Ecco perché per noi è un grande risultato aver confermato, pur nella condizione di difficoltà di ordine finanziario legato al patto di stabilità, reso strutturale e ampliata. Questa misura è un elemento di grande positività e di grande soddisfazione. Così come lo è l'altra misura che diventa strutturale, legata all'accorpamento delle prime 2 aliquote IRPEF. Ricordate che è un'operazione questa fatta con la precedente legge di stabilità, con la scelta di confermare anche quest'anno e rendere strutturale l'accorpamento delle prime 2 aliquote IRPEF. Prende piede l'impostazione di un sistema di aliquote IRPEF scaglionato, articolato su 3 livelli: 23% per i redditi sino a 28.000 euro, ovviamente parlo di redditi da lavoro e da pensione. La seconda aliquota, quella del 35%, che va da 28.000 euro a 50.000 euro, e la terza aliquota, quella più alta, del 43%, che si applica a redditi oltre i 50.000 euro. Anche perché non era scontato che il governo decidesse
di confermare e rendere strutturale l'accorpamento delle prime due aliquote basse, tanto care e tanto necessarie per sostenere, come sapete, i redditi bassi. L'insieme di queste prime due misure, taglio strutturale del cuneo fiscale e conferma, proroga strutturale delle prime due aliquote IRPEF, danno una cubatura in legge di stabilità ad una spesa che tocca i 17,5 miliardi di euro su 30. Ecco la ragione per la quale vi dicevo che queste due misure assorbono più della metà della intera legge di stabilità. Quindi centriamo l'obiettivo sul quale abbiamo lavorato di confermare e rendere strutturale il cuneo, di confermare e rendere strutturale l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF e sotto il profilo fiscale portiamo a casa un terzo risultato, che è la proroga per il prossimo triennio 25-27 della detassazione del salario di risultato, degli accordi di welfare contrattuale e dei fringe benefit che avevamo conquistato già le prime azioni col governo Draghi, che avevamo confermato con le precedenti leggi di stabilità. Si conferma quindi la proroga della defiscalizzazione per i salari di produttività, si conferma e si rafforza la detassazione dei fringe benefit negli ambienti lavorativi, che valgono sino a 1.000 euro per lavoratori o lavoratrici single, sino a 2.000 euro per lavoratrici con figli, e si estende questa forma di detassazione dei fringe benefit per i neoassunti che per ragioni di lavoro devono spostarsi dal luogo di residenza per raggiungere il luogo di lavoro, dovendo sopportare anche costi legati agli affitti e alla politica abitativa. A questi neoassunti vengono riconosciuti forme di sostegno fiscale di detassazione sino a 5.000 euro per spostamenti che vanno oltre i 100 chilometri rispetto al luogo di residenza. Altro elemento importante che ci preme giudicare e valutare positivamente, che va in linea con le nostre rivendicazioni, è la proroga e anche il rafforzamento degli incentivi per le assunzioni di donne sull'intero territorio nazionale e soprattutto incentivi rivolti a giovani, donne, lavoratori svantaggiati che ricadono nelle aree del Mezzogiorno o nella zona cosiddetta ZES, zona economica speciale. Questi incentivi rivolti alla decontribuzione, ad una super deduzione per le assunzioni di donne sull'intero territorio nazionale e per incentivi di giovani e lavoratori svantaggiati nelle aree del Mezzogiorno, il governo intende prorogare per i prossimi 3 anni, 2025, 2026, 2027. Sulla legge di stabilità entra anche un sostegno verso le famiglie, nella prospettiva di sostenere i redditi delle famiglie ed anche per stimolare più complessivamente i consumi, nella prospettiva di migliorare la crescita economica. In una parola, consolidare quella coesione che serve anche per aiutare il peso delle famiglie. Sono confermati
attraverso un bonus 1.000 euro per i nuovi nati nei nuclei familiari che hanno un ISEE sino a 40.000 euro. Viene questa misura accompagnata da un passo verso il quoziente familiare, che introduce una sorta anche di detrazioni corrispondente al numero dei componenti familiari. Viene rafforzato l'istituto dei congedi parentali. Sapete che nella precedente legge di stabilità i congedi parentali erano stati aumentati da 1 mese a 2 mesi. Con la nuova legge di stabilità i 2 mesi diventano 3 mesi, indennizzati all'80% della retribuzione entro il 6° anno di vita del bambino. Viene rafforzato il bonus sugli asili nido con l'esclusione dell'assegno familiare, l'assegno per il nucleo familiare, dal calcolo dell'ISEE. Era una misura molto sostenuta, sollecitata da tante famiglie che anche per un po' di euro uscivano fuori dal calcolo dell'ISEE e perdevano questo vantaggio. Vengo un po' al capitolo pensioni, perché so che è un po' quello, diciamo, più interessato e anche caro alle vostre richieste e alle vostre ripetute sollecitazioni di questi ultimi mesi, se non dell'ultimo anno. Con la legge di stabilità, sapete, si ripristina la piena indicizzazione delle pensioni, operazione che era stata sfregiata dalla logica, diciamo, dei tetti dell'anno scorso. Sostanzialmente portiamo a casa l'indicizzazione, la perequazione delle pensioni e la portiamo con un meccanismo più favorevole, più vantaggioso rispetto a un anno fa, ritornando allo schema della legge Prodi o dell'ultima legge di stabilità che avevamo fatto con Draghi. Non vi devo spiegare a voi come funziona l'articolazione della perequazione. Vorrei solo ricordarvi, per amore di verità e per poterla raccontare in giro, guardate che non sbagliamo mai se ogni tanto ritorniamo con la testa a un po' di anni fa. Noi ripristiniamo l'indicizzazione delle pensioni col governo Draghi, legge di stabilità 2022. Come la ripristiniamo con Draghi? Sanando una ferita, che era quella che l'indicizzazione era stata negata ai nostri anziani pensionati per ben 11 anni dai governi che si sono succeduti in quelle stagioni precedenti al governo Draghi. Con Draghi ripristiniamo la perequazione e come la facciamo? Correggetemi voi, perché non è da escludere che sbaglio. Con Draghi la correggiamo e la ripristiniamo sino a 3 volte il trattamento minimo al 100%, se non ricordo male. Da 3 a 4 volte il 90% e oltre le 4 volte o le quinte volte il trattamento minimo al 75%. Questa operazione è stata, tra virgolette, un po' massacrata un anno fa con l'ultima legge di stabilità, dove, diciamo, ai 3 scaglioni di percentuali di indicizzazione ne sono stati aggiunti ulteriori 2. Però ritorniamo allo schema Prodi-Draghi.
E questo io lo considero un grande risultato. Fatemi dire, non scontato. Sempre se guardo alla situazione finanziaria che avevamo nel mese di aprile-maggio e alla preoccupazione e la paura di dover fronteggiare misure di correzione del bilancio imposti dalla Unione Europea. Quindi si porta a casa l'indicizzazione delle pensioni, a questo si aggiunge la proroga per il 25 dell'APE sociale, la proroga di opzione donna, la conferma e la proroga di quota 103. È importante dirvi una roba, lo dicevo nel comitato esecutivo l'altra sera, c'è un aspetto che viene poco attenzionato in questi giorni, ma che noi lo consideriamo importante. Vi spiego di che si tratta. Ne abbiamo ragionato in questi ultimi mesi più che con il governo, con l'INPS. Per chi non raggiunge oggi a legislazione vigente la pensione minima dopo 20 anni di lavoro non può uscire anche se ha i 67 anni di età. Cosa abbiamo pensato con INPS? Proprio per consentire a lavoratrici a cui manca pochissimo per raggiungere il trattamento minimo con 20 anni di età con 20 anni di contributi e 67 anni di età, di poter integrare l'assegno dell'INPS con la previdenza complementare. Questo può determinare la condizione che, pur non registrando il valore del trattamento minimo, la persona, aggiungendo una piccola quota di previdenza complementare, possa tranquillamente uscire a 67 anni e non rinviare l'uscita. Vale per poche persone, non è che è una platea molto larga, però capite il principio che comincia a passare. Perché se vi ricordate, quando fu fatta la riforma delle pensioni, Dini, e fu introdotto il sistema contributivo, venne scritto in quella riforma che il sistema contributivo viaggiava di pari passo, integrato con la previdenza complementare, operazione che non è stata mai fatta. Comincia a passare in linea di principio un modello di sistema di pensionamento, di previdenza, che mette sullo stesso terreno i due pilastri, quello pubblico e quello privato collegato alla previdenza complementare. In una parola, se oggi questo principio vale per chi non raggiunge la pensione minima, avendo 20 anni e 67 anni di età, perché non può cominciare a valere anche per persone che vogliono uscire con l'anticipata e non con la vecchiaia, cioè creare le condizioni perché il pilastro pubblico si integri ed interagisca con la previdenza complementare? È un'operazione che noi consideriamo importante, nuova, innovativa, che secondo noi merita di essere ulteriormente sviluppata e approfondita. C'è il pezzo in legge di stabilità che riguarda la sanità, in modo particolare il Fondo Sanitario Nazionale. Ho letto cose di Emilio giorni fa pienamente condivisibili. Leggevo una nota di Emilio che ha fatto anche una ricerca
su cosa è stata l'evoluzione del Fondo Sanitario Nazionale negli ultimi anni, poi dirò qualcosa anche su questo. L'incremento per il 2025 con legge di stabilità sul Fondo Sanitario Nazionale è di 1 miliardo e 300 milioni di euro, a cui noi dobbiamo aggiungere per l'annualità 2025 un altro miliardo che avevamo appostato col bilancio pluriennale a valere sul 2025 negli anni passati, confermato un anno fa. Perché vi dico questo? Perché vedo un pochino alzate di scudi, bandierine, attacchi. I soldi sul fondo sanitario per il 2025, i soldi freschi, quelle vere, quelle che aumentano il fondo sanitario nazionale facendolo arrivare a 136 miliardi e 500 milioni di euro, i soldi nel 2025 che fanno diventare il fondo sanitario questo sono 2 miliardi e 300 milioni, che è la risultanza del miliardo e 3 che entra nella legge di bilancio 2025 e del miliardo che era già stato appostato negli anni precedenti. Bastano? Io penso di no. Sono pochi, come qualcuno dice? Neanche per sogno. E perché? Fatemi dire, in parte del ragionamento di Emilio. Vi do solo un numero che può servire per parlare con le persone. Nel 2019, un anno prima del Covid, il Fondo Sanitario Nazionale era di 114 miliardi di euro. Nel 2025, come vi dicevo, sarà di 136,5 miliardi di euro. Diminuisce o aumenta? Lascio a voi. Da 114 del 2019 a 136,500 del 2025. Diminuisce o aumenta? Nella legge di bilancio c'è già scritto che nel 2026 il Fondo Sanitario Nazionale toccherà 140 miliardi di euro. Io ho l'impressione che in questi anni il Fondo Sanitario sia aumentato. Vi faccio un altro esempio, se può servire. Nel 2019 la spesa pro capite sulla sanità per italiano era 1.900 euro. Con le attuali risorse sarà di 2.300 euro. Noi pensiamo che è una roba importante, pensiamo che la scelta oggi che bisogna fare, fatemi dire, è quella di capire come si utilizzano le risorse del Fondo Sanitario Nazionale. Come accompagniamo anche noi, con la nostra azione sindacale, i processi di spesa a livello regionale, i processi di programmazione, la progettualità della politica sanitaria da integrare con i servizi socio-assistenziali. Il tema è come queste risorse si impegnano più diffusamente per sostenere in larghissima parte la medicina territoriale di prossimità, come li utilizziamo per tagliare le liste di attesa, come li
impegniamo per sviluppare prevenzione, domiciliarità, telemedicina, ricerca, integrazione. Quindi, in una parola, sono risorse che arrivano in più ma che vanno interamente destinate alla medicina territoriale di prossimità. Poi noi chiediamo ulteriori risorse sul sistema sanitario pubblico da utilizzare, da impegnare per sbloccare le assunzioni di medici, infermieri, personale ausiliario. Perché sapete quanto è forte il deficit di risorse umane che abbiamo negli ospedali e nelle strutture di medicina territoriale e di prossimità. Ecco perché pensiamo che ci vuole anche nella lettura di questi dati una buona dose di realismo, una buona dose di serietà, cercando di parlare alle persone il linguaggio della verità. C'è una misura importante per noi, fatemelo dire, in legge di stabilità, frutto della nostra rivendicazione, che riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vengono appostate nella legge di stabilità del prossimo anno risorse per rinnovare il triennio 25-27 per i lavoratori pubblici e c'è un impegno a recuperare ulteriori dotazioni finanziarie per il futuro triennio 28-30. Noi consideriamo questo un grande risultato perché si assicura in questo modo il diritto alla contrattazione per milioni e milioni di lavoratrici e di lavoratori pubblici. Noi stiamo trattando in ARAN per chiudere il contratto 22-24, quindi abbiamo già le risorse per il triennio 25-27 con un impegno del governo a finanziare il futuro triennio 28-30. Nella legge di stabilità appare, non per come l'abbiamo rivendicata noi, fatemela dire, ma continueremo ad insistere, perché un primo segnale comincia ad arrivare, appare un primo sostegno, un primo contributo, una prima anticipazione di sostegno, di solidarietà che arriva dalle banche e dalle assicurazioni. Non è il contributo di solidarietà che chiediamo e non è nemmeno la tassa sugli extraprofitti, però comincia ad arrivare un primo segnale di sostegno alla politica finanziaria e a tutto ciò che serve per sostenere politiche sociali, politiche per il lavoro, investimenti dalle banche e dalle assicurazioni, operazione che noi chiediamo al governo di portare più in profondità verso banche e assicurazioni e di allargarla anche ad altri settori. Pensiamo all'energia, pensiamo alla logistica, all'economia digitale e alle imprese della farmaceutica. Fatemi dire, scusate se l'ho fatta un pochino dettagliata, ma è l'esigenza e l'obiettivo, almeno su questa parte dove noi incassiamo risultati in linea con la nostra impostazione, con le nostre priorità e con la nostra strategia, di raccontarla tutta per come è. Fatemi dire, non per eccesso di presunzione, che almeno queste misure che ho elencato sono misure che portano un'impronta chiaramente coerente con la rivendicazione della CISL. È un lavoro che consideriamo di assoluto valore, che recepisce molte rivendicazioni avanzate
da un sindacato assolutamente responsabile, autonomo, interessato alla rappresentanza dei propri iscritti, che guarda al bene comune, come è giusto che sia l'azione di rappresentanza sociale e sindacale. Non possiamo ovviamente fermarci soltanto a salutare i risultati e la parte legata alle soddisfazioni. Però fatemi dire, come sento anche in queste ore, in questi giorni, affermare che una legge di stabilità dove non c'è nulla per lavoratori, pensionati e famiglie, o addirittura sostenere, come qualche collega racconta in giro anche in queste ore, che una legge di stabilità dal profilo autoritario e che mette in discussione la democrazia nel nostro paese, mi pare francamente esagerato, se non affermazioni che francamente sfiorano il ridicolo e che rischiano di rendere incomprensibile il ruolo e l'azione fatta dal sindacato in questi mesi di confronto ufficiale ed informale con il governo. C'è questa tendenza ad incendiare gli animi, a buttare benzina sui rapporti sociali e sindacali, riproponendo, e siamo alla stessa impostazione degli ultimi anni, da Draghi ad oggi, riproponendo un po' in maniera compulsiva, inconsistente, anticipando l'ennesimo scioperino da fare nelle prossime settimane, nel prossimo mese, cercando in questo modo di non cogliere invece l'importanza che abbiamo di valorizzare, capitalizzare e portare nel rapporto con la nostra gente a risultato le conquiste che abbiamo ottenuto. Ricordate che dalla legge di stabilità Draghi del 2021, 2022, 2023, dicembre 2024 saremo al quarto sciopero generale. Vedo in questo una clamorosa ammissione di inconcludenza sindacale, di incapacità a negoziare e soprattutto impossibilità di portare a casa risultati partendo dalle proprie rivendicazioni. Io penso che questo è un elemento che ci deve far discutere ed ecco la ragione per la quale dicevamo con gli amici dell'esecutivo sia il 17 di ottobre sia venerdì sera, noi come CISL sappiamo bene quello che abbiamo portato a casa. Ripeto, è tutto perfetto, neanche per sogno. Assolutamente no. Si tratta però ora per noi di accompagnare, vigilando sull'iter parlamentare, perché questo che vi ho raccontato è quello che entra in Parlamento, nella legge di stabilità. Non è sicuro e non è scontato che sarà quello che esce dal Parlamento, perché si scateneranno lobby, corporazioni, pressioni di ogni tipo per cercare magari di smontare pezzi di queste misure
che per noi vanno assolutamente bene, nel tentativo magari di spostare quote di risorse su altre operazioni e su altre misure o provvedimenti. Quindi per noi diventa importante oggi vigilare per difendere tutto ciò che di buono c'è nella legge di stabilità, salvaguardandolo, proteggendolo e facendolo diventare legge da inserire in Gazzetta Ufficiale. Dall'altro lato noi dobbiamo cercare di lavorare per migliorare ancora questa legge di stabilità. Ecco perché non possiamo, stare fermi. E cosa pensiamo bisogna migliorare? Anche se bisogna riconoscere i margini e gli spazi di natura sindacale sono pressoché limitati, a meno che non smontiamo le misure che abbiamo richiamato. Però un margine secondo noi ancora di possibile miglioramento e di cambiamento in direzione delle nostre proposte è possibile realizzarlo nelle prossime settimane. È la ragione per la quale stiamo preparando il nostro documento che ci porterà all'audizione nei prossimi giorni con le commissioni parlamentari. Stiamo chiedendo come CISL di incontrare tutti i gruppi parlamentari, le forze politiche. Vi dicevo, il 4 di novembre incontriamo il governo per dire le cose che vanno bene e le cose che non vanno bene e che per noi vanno cambiate e migliorate. Cosa, per esempio, si può migliorare? Pensiamo che per noi un ulteriore sostegno alla crescita e all'aumento delle pensioni minime va fatto. Poco, però bisogna dare sostanzialmente un sostegno di crescita e di aumento delle pensioni minime. Fatemi dire, pensioni minime con un occhio di riguardo e in particolare alle pensioni minime da contribuzione. Perché noi siamo un sindacato generale, siamo un sindacato confederale, non ci piace fare le cose selettive, spaccare, dividere anziani, pensionati, famiglie. Però sapete che non è, come dire, sostenibile e non è equo e non è giusto mettere sullo stesso piano pensioni da contribuzione da persone che hanno lavorato magari in maniera precaria, in maniera saltuaria, da chi magari un lavoro non l'ha mai conosciuto. Noi ci impegniamo ad alzarle, ma in modo particolare c'è questo tema che secondo noi le forze politiche dovrebbero tenere in considerazione. Cercare di migliorare e alzare le pensioni minime, ragionare sul fondo per la non autosufficienza, sostegno alle famiglie e alle politiche sociali. C'è un contributo complessivo di quasi 2 miliardi, vorremmo che si identificasse con maggiore precisione, con maggiore intensità tutto ciò che serve per dare gas e fiato ad un finanziamento sulla legge quadro per la non autosufficienza. Quindi, come vedete, c'è qualcosa che impegna noi nelle prossime settimane nella prospettiva di rivendicare cambiamenti e miglioramenti. C'è un'altra questione che per noi è importante. Nelle misure che vi ho evidenziato, tutta l'azione di sostegno fiscale contributivo si ferma a redditi massimi sino a 40.000 euro. C'è un tema che oggi riguarda il ceto medio, che non riesce a salvaguardare il proprio potere d'acquisto e che sta scivolando, lo ripeto ormai da mesi e mesi,
lentamente, pericolosamente verso condizioni di povertà e di insicurezza. Noi dobbiamo dare un segnale di riduzione della pressione fiscale anche al cosiddetto ceto medio. Mi permetto di indicare, portando l'asticella dei redditi almeno sino a 60.000 euro. E questo lo si può affrontare in un duplice modo, o alzando la decontribuzione, la defiscalizzazione del cuneo oltre i 40.000 euro ai 60.000, oppure rimodulando la seconda aliquota IRPEF, quella del 35%, che oggi si ferma a 50.000 euro, alzandola sino a 60.000 euro e riducendola da 35 almeno sino a 33. Noi questa operazione dobbiamo farla e si potrebbe fare perché il governo è in attesa a giorni di conoscere i risultati che arriveranno dal cosiddetto concordato preventivo. A fine ottobre sapremo quante risorse entreranno nelle casse dello Stato. Se le risorse lo consentono, io penso che quelle risorse bisogna investirle sul ceto medio, sulla non autosufficienza, su un piccolo miglioramento, aumento delle pensioni minime. Come vedete, alzare le pensioni minime, non autosufficienza, riduzione delle tasse sul ceto medio. Non ci piace questo blocco alle assunzioni nella scuola perché viene prefigurato un taglio strutturale sugli organici della scuola che comporterà un blocco alle assunzioni di 5.000 operatori scolastici e quasi 2.000-2.500 operatori cosiddetti personale ATA. Non ci piace la strozzatura che c'è anche non oltre il 75% delle assunzioni negli enti locali, soprattutto quelli che hanno più di 20 dipendenti, nella ricerca, nell'università. Potrei continuare, ma io mi soffermo su questi 4 grandi capisaldi. In poche parole, come vedete, il nostro è un giudizio articolato sulla legge di stabilità. Bene su alcune conquiste, su alcune misure. Facciamo bene ad intestarceli, a valorizzarli, a capitalizzarli, compresa la parte che riguarda voi, indicizzazione e il resto. Migliorare e cambiare ancora in positivo la legge di stabilità. La nostra strategia non si può chiudere solo con una valutazione rispetto ai contenuti della legge di bilancio, perché il mondo non finisce con la legge di stabilità. Noi dobbiamo traguardare l'orizzonte anche nella fase post legge di bilancio, perché ci sono risorse in questo paese che si possono utilizzare, risorse che arrivano dalla Unione Europea, penso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse che arrivano e arriveranno dai fondi strutturali del settennio 21-27, risorse collegate ad altre fonti di finanziamento nazionale. Ecco perché la nostra strategia, il nostro orientamento in questa fase è concentrata sulla legge di stabilità, ma chiediamo al governo e alle forze politiche parlamentari di guardare anche oltre la legge finanziaria. Penso sia necessario e urgente riaprire il confronto al Ministero del Lavoro sulla riforma del sistema pensionistico e della previdenza. Dobbiamo ragionare sulla riforma fiscale
perché bisogna mandare in profondità la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, pensiamo sia necessario rilanciare gli investimenti pubblici e privati, investire sul sistema dei trasporti, sulle infrastrutture, sulla politica energetica, sulla politica industriale, sulla politica ambientale, sulle politiche sociali, per sbloccare tutto ciò che di potenziale abbiamo di assunzioni nel pubblico impiego in generale, enti locali, sanità, ministeri, ricerca, università, mondo della scuola. Dobbiamo rinnovare i contratti pubblici e privati, dobbiamo sostenere il cammino della nostra proposta di legge sulla partecipazione, dobbiamo guardare alla impostazione di quello che potrebbe essere un nuovo e moderno patto sociale che accompagni il Paese verso la crescita, lo sviluppo, la coesione sociale e il cammino delle grandi riforme. Questo è quello che noi pensiamo in questa fase. Stare dentro con i piedi ben piantati nel confronto col governo e con i gruppi parlamentari sulla legge di stabilità per proteggerla, difenderla, cambiarla, migliorarla e dare il segnale anche di una nostra visione, di una nostra elaborazione che guarda oltre la legge di bilancio. Cosa pensiamo di fare? Noi dobbiamo accompagnare questa fase con una forte iniziativa che costruiamo nei luoghi di lavoro, nelle comunità locali, nei territori, nella dimensione regionale e nazionale, con la organizzazione di riunioni di organismi ai vari livelli, anche aperti, allargati, con attivi di quadri, delegati, militanti, volontari, con l'organizzazione di iniziative confederali e di categoria per parlare alle nostre persone, per parlare ai nostri iscritti. Molte volte, guardate, ce lo ripetiamo spesso, noi facciamo tanti sforzi, tanto impegno, tanto sacrificio per portare a casa risultati che poi non riusciamo a trasferirli, a socializzarli, a valorizzarli e a capitalizzarli nel rapporto con le persone. È un lusso che non ci possiamo permettere. Ecco perché vi chiediamo di darci una mano d'aiuto, sviluppando una forte iniziativa come federazione che coinvolga la dimensione delle nostre leghe comunale, territoriale, regionale, parlare con le persone. Se vogliamo che arrivi una rappresentazione vera di tutto ciò che abbiamo fatto come CISL in questi mesi. Diversamente alle persone arriverà tanta demagogia, tanto populismo, tanta avversità anche su fatti invece che meritano di essere, ripeto, valorizzati e capitalizzati. È la ragione per la quale abbiamo dato questo percorso come valutazione fatta in esecutivo. Alcune strutture, alcune nostre categorie, molte unioni regionali, territoriali si stanno già attrezzando nel convocare attivi di quadri e delegati a livello di territorio, a livello regionale, riunioni di organismi. Le nostre categorie ci devono dare una mano d'aiuto per fare assemblee nei luoghi di lavoro, per parlare e per rappresentare tutto ciò che abbiamo fatto
che io penso sia anche importante portare a valutazione delle nostre persone. Abbiamo già predisposto un primo volantino che abbiamo inviato, abbiamo socializzato il documento finale che abbiamo approvato all'unanimità venerdì sera nel comitato esecutivo, stiamo lavorando nelle prossime ore, arriverà un manifesto, un volantone che entra più nel merito delle misure e dei provvedimenti. Pensiamo che tutto questo può essere di aiuto alle strutture sostanzialmente per fare il nostro lavoro. Dicevamo all'esecutivo, serve costruire insieme e sostenere insieme un cammino di responsabilità capace di valorizzare i risultati e rilanciare sulle tante conquiste che ancora vogliamo portare a casa, interpretando in questo modo il profilo sindacale che secondo noi serve alle persone, ai pensionati, ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, un profilo di sindacato pregno di responsabilità, di pragmatismo, di partecipazione, che ci aiuta a far camminare le nostre idee con la forza della responsabilità. Lo abbiamo dimostrato in passato, tocca a noi dimostrarlo anche in questa fase, in questo frangente, in questa stagione, nel nome del bene comune. Se vogliamo approdare, con l'impegno di tutti, insieme a tutti, ad un nuovo modello di sviluppo in questo Paese che abbia tra i suoi pilastri di riferimento la progettualità sociale e il protagonismo del mondo del lavoro e delle persone per un orizzonte futuro fatto di giustizia, di equità, di prosperità, di libertà, di progresso e di democrazia.